Buongiorno e bentornati in Veneto Ricerche. Oggi ho il piacere di condividere con voi una riflessione rispetto a un argomento di cui abbiamo parlato molto nei mesi addietro e che trovo sempre molto attuale, è il CRM, un strumento veramente strategico oggi più che mai, proprio perché l'introduzione e l'arrivo dell'intelligenza artificiale lo rende veramente un asset strategico. Non è più solo un contenitore di informazioni, rappresenta l'elemento lab proprio sinergico e integrato con tanti strumenti differenti ed è il perno del nostro ecosistema aziendale. L'introduzione dell'intelligenza artificiale, che sappiamo non essere una novità così recente, è qualcosa che già fa parte della nostra vita aziendale e non solo, è qualcosa che ultimamente però sta cambiando in maniera radicale e profonda il nostro modo di lavorare, il nostro mercato, e quindi è fondamentale comprendere le caratteristiche e capire come dobbiamo adattare i nostri processi, la gestione dei nostri dati all'interno del CRM per consentirne veramente un'integrazione sempre più forte. L'intelligenza artificiale non potrà andare a sostituire tutto ciò che facciamo, ma potrà diventare un assistente virtuale che ci permetterà di svolgere solo alcune funzioni, delegandole tutto quello che può essere ripetitivo, tutto quello che ci evita qualsiasi tipo di errore, tutto quello che ha poco valore aggiunto, e ci darà il tempo di dedicarci molto di più ai nostri clienti, implementare i processi, creare delle esperienze sempre più uniche.